Mercoledì 7 agosto 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda il turismo a livello nazionale, regionale e di conseguenza provinciale. Turismo, rincari dannosi. La revisione dell'imposta ipotizzata da Roma prevede aumenti generali in tutti i comuni fino ad un massimo di 25 euro per una camera extra lusso. Critici albergatori e sindaci bellunesi, ospiti in fuga se la tassa di soggiorno diventa più salata. L'approfondimento di Dalmas lo troveremo a pagina 18. Il responso dell'autopsia, un'embolia ha ucciso Sommacal, medici nei guai. Un embolo ha stroncato la vita di Elvis Sommacali, 55enne morto dopo 5 giorni da una visita al pronto soccorso. L'approfondimento di Cristina Contento lo troveremo a pagina 19. Santo Stefano, dossi contro la velocità nella strada della morte. A Santo Stefano in arrivo dossi antivelocità in via Udine nel tratto in cui hanno perso la vita 3 turisti di Favaro. In questo caso la tragedia è avvenuta l'anno scorso. L'approfondimento a pagina 27. La foto di copertina è dedicata all'attività del CAI Belluno. Il CAI di Belluno ha ripulito 40 km di sentieri, Schiara, rimessi a nuovo i percorsi devastati da Vaia, un lavoro enorme grazie ai nostri volontari. Queste quindi le notizie principali che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi dedicate alla provincia di Belluno. Diamo uno sguardo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è riferita al trasporto pubblico. Si parla di Dolomiti Bus, crisi senza fine, problemi anche nel servizio estivo. Subito dopo Ferragosto il tavolo tra provincia, sindaci e Dolomiti Bus per riorganizzarsi. La carenza di autisti continua a restare il tallone di Achille. Bortoluzzi, bisogna garantire l'efficienza specie in montagna. Il consigliere provinciale delegato ai trasporti Massimo Bortoluzzi convoca subito il tavolo trasporti in vista dell'inizio della scuola. Lo scopo: scattare una fotografia aggiornata, individuare eventuali punti critici e studiare fin da subito possibili soluzioni. E mette in chiaro: il trasporto pubblico è un comparto in difficoltà, ma assicurare un servizio efficiente è fondamentale, tanto più in montagna. Intanto Denis Casanova, segretario CGIL, lamenta tagli che privano il servizio di corse e segnala il caso della linea Quantin-Belluno con modifiche a vantaggio dei turisti ma a danno dei lavoratori. L'approfondimento di Giovanni Santin a pagina 5. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio al fatto di cronaca. È stata un'embolia a causare la morte di Elvis Sommacal. Ieri l'autopsia che confermerebbe i dubbi da cui è partita l'indagine. Trombi al polpaccio sinistro da cui sono partiti dei frammenti che hanno innescato l'embolia polmonare. Così è morto Elvis Sommacal, l'elettricista 55enne di Limana, mancato all'improvviso domenica 28 luglio. La prima ricostruzione di quanto accaduto è emersa al termine dell'esame autoptico condotto ieri all'obitorio del San Martino di Belluno dal medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro, incaricato dalla procura che indaga per omicidio colposo. L'approfondimento di Bonetti a pagina 8. La foto di copertina è dedicata invece al comandante della polizia provinciale. Parliamo di Oscar Darold. In carico, fauna selvatica, i cinghiali del Veneto affidati ad Darold. E di Belluno il nuovo referente regionale per il contrasto alla diffusione della peste suina. Oscar Darold ha dimostrato la sua conoscenza del tema in varie occasioni in passato. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 4. Un drone sopra il cantiere del Bob, arriva la polizia, l'approfondimento di Longhi a pagina 10, Cesio Maggiore, nuovi raid golosi dell'orso, il miele nel mirino a Culogne e verso Caorera, l'approfondimento di Veceglio a pagina 7. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, capoluogo, parco e CAI alleati per i sentieri della Schiara, un richiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, la Mon, raccolta firme contro il Vanoi, già superata quota 500. E ancora sport, lasciato il Cortina, il Cadorino Giorgio De Bettin entra nello staff della Nazionale. L'approfondimento a pagina 11. Falcade, oggi i funerali di George Strohwald, morto lunedì mentre cenava. L'approfondimento di Fontanive a pagina 8. E ancora emergenza acqua, concessioni centraline, passa la richiesta della proroga. La giunta regionale ha deliberato la proposta di legge presentata dall'assessore Bottaccin per prolungare le concessioni idroelettriche. L'approfondimento lo troveremo a pagina 2 e addentriamoci immediatamente a pagina 2. Ecco il richiamo trovato in prima pagina. La regione salva
Le mini centraline, una legge proposta dall'assessore Giampaolo Bottaccini, estende le concessioni al 2029 in attesa di una legge chiarificatrice. La norma è stata deliberata ieri dalla Giunta a Venezia, ora passerà in Consiglio, mi auguro rapida approvazione. Questa è la dichiarazione di Bottaccini. Sono 121 gli alberi abbattuti. Altra notizia che troviamo in questa pagina: Italia Nostra e FIAB al sindaco, serve un piano del verde, ovviamente richiesta riferita al primo cittadino del comune di Belluno. E ancora dal capoluogo, 50 squadre, 1000 lanci, via al Belluno Trophy. La città si prepara al lungo weekend con l'evento mondiale di paracadutismo di precisione all'aeroporto dell'Oro. Rimaniamo nel capoluogo, la Schiara restituita al massimo splendore, 200.000 euro, 3 anni di duro lavoro, 82 km di sentieri, sfalci e ferrate. Vigne, presidente del Parco Nazionale dei Dolomiti Bellunesi, risorse economiche importanti ma sarebbero nulla senza il volontariato. Il club alpino italiano, sempre più gravosa la manutenzione, il clima favorisce la vegetazione a quote elevate. Turismo lento, presentati i 7 anelli della Val Belluna, l'approfondimento di Giovanni Santin riferita a un'iniziativa di Borgo Valbelluna vi aspetta a pagina 3. Siamo a pagina 4, la notizia che ha aperto come foto di copertina l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, fauna selvatica. La regione sceglie un bellunese supercomandante, il referente della Polizia Provinciale Oscar Darold, nominato dall'assessore Corazzari coordinatore Veneto. Sicurezza, svizzero si schianta, era ubriaco, sequestrata l'auto, è uno dei risultati dei controlli a tappeto messi in atto nel fine settimana, 2 patenti ritirate e 38 identificati. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 5, scuola, subito il tavolo trasporti, provincia al lavoro in vista della ripresa delle lezioni, Bortoluzzi, consigliere provinciale, non si ripetano i disservizi dell'anno scorso, non si fermano le segnalazioni di problemi alle linee Casanova della CGIL, tagli di corse ai danni dei lavoratori. Mentre il consigliere provinciale delegato ai trasporti Massimo Bortoluzzi assicura che sta lavorando con la struttura di Palazzo Piloni e Dolomiti Bus in vista della ripresa del servizio invernale, Denis Casanova, segretario CGIL, lamenta tagli che privano il servizio di corse e segnala il caso della linea Quantin-Belluno con modifiche a vantaggio dei turisti ma a danno dei lavoratori. L'analisi, il consigliere provinciale aggiunge: lontani dalle polemiche incrociate di un anno fa, a mente lucida e fredda vanno analizzate tutte le possibilità. Intanto abbiamo già assicurato la prosecuzione di Investi Scuola e quindi degli abbonamenti a prezzo unico per gli studenti, indipendentemente dalla distanza chilometrica percorsa. Adesso cerchiamo di fare un altro passo in avanti ed è per questo che ho voluto la convocazione del tavolo trasporti già dopo Ferragosto, quando mancherà un mese all'avvio della scuola. Il mio viaggio da incubo tra Feltre e Belluno, cantieri senza programmazione, la testimonianza, la denuncia del segretario Will Roberto Tuigo, non si pensa a chi lavora né a chi va in ospedale. Siamo a Feltre, Monte Miesna, riapertura della strada di San Vittore. Un albero caduto lo scorso 16 luglio aveva danneggiato il guardrail, come si può vedere da questo scatto. E sempre da Feltre ritorna Voilà, in programma 4 giornate, il via domani ad Anzù, la chiusura è prevista domenica in centro. Sempre da Feltre, il gruppo FAI cittadino estende la sua attività a tutto il territorio del Feltrino, l'appuntamento sabato 10 agosto a San Lorenzo di Pullir. Continuiamo con Cesio Maggiore, nuove predazioni dell'orso goloso vicino alle case, un melario divorato e arnie danneggiate vicino a Culogne. L'esemplare frequenta queste zone senza attraversare il Piave. Da Cesio Maggiore alla Mona, raccolta firme contro l'invaso, in pochi giorni già più di 500 firme. E da Feltre, sostenibilità e ambiente, la Clivet mette tutto a bilancio. L'amministratore Stefano Bellò: da 35 anni siamo impegnati a valorizzare i nostri dipendenti. E adesso il fatto di cronaca che ci porta a Limana, siamo a pagina 8, trombo al polpaccio, poi la morte. È stata un'embolia polmonare a uccidere Elvis Omacala, la conferma ieri dall'autopsia che si è tenuta al San Martino. Serviranno 90 giorni di tempo per chiarire l'accaduto e rispondere alla domanda: il 55enne poteva essere salvato? Trombi al polpaccio sinistro, da cui sono partiti dei frammenti che hanno innescato l'embolia polmonare. Così è morto Elvis Omacala, l'elettricista 55enne di Limana, mancato all'improvviso domenica 28 luglio, la prima ricostruzione di quanto accaduto è emersa al termine dell'esame autoptico condotto ieri all'obitorio del San Martino di Belluno dal medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro, consulente del PM, con l'ortopedico Giampaolo Ferrari e il cardiologo Cosimo Perrone.
La procura con il PM Marta Tollardo indaga per omicidio colposo con responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Iscritti nel registro degli indagati 3 medici che hanno visitato il paziente nei 2 accessi al pronto soccorso del San Martino. Si tratta della dottoressa Cadorina Maria Barnabò, avvocato Valerio Piller-Roner, e gli ortopedici Rosa Ballis, avvocati Stefano Zallotte e Sonia Deola, e Alberto Colamatteo, avvocato Barbara Bastianon. A chiedere di indagare la famiglia, che si era rivolta ai carabinieri di Trichiana, ora ha nominato anche un legale, l'avvocato Massimo Moretti. Secondo l'ipotesi su cui si sta lavorando, non sarebbe stata somministrata al paziente la terapia antitromboembolica che va di prassi prescritta quando ci sono problemi con un arto su cui non si può caricare il peso del corpo. In particolare Elvis Omacala aveva avuto una lesione del tendine d'Achille e non poteva certo spingere con l'avampiede a terra. La procura vuole capire se il paziente avrebbe potuto essere salvato. Nonostante 2 accessi al pronto soccorso non gli era stata appunto data terapia adeguata, indagati i 3 medici. Tambre, altra notizia che troviamo in questa pagina del Gazzettino di Belluno, taglio del nastro in Cansiglio, la nuova vita del vice sindaco. Siamo ad Agordo, pagina 9 del Gazzettino di Belluno, piscina, nuova vasca, progetto al via. Il progetto da quasi 2 milioni di euro potrebbe decollare in autunno, l'ampliamento completato già entro 2020. Intanto vola il gradimento degli utenti con i centri estivi, a guidare il successo dell'impianto soprattutto tra i più giovani. Falcade, oggi l'estremo saluto a Moreno Valta, giostro stroncato da un malore, si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Falcade oggi alle 14.30, preceduti da rosario e i funerali di Moreno Valta, giostro di 61 anni, morto lunedì sera, mentre stava cenando colpito da un malore. A nulla sono valsi gli sforzi di rianimarlo da parte di soccorritori accorsi prontamente sul posto. La notizia ha destato molto scalpore tra i tanti che lo conoscevano nel campo dei lavori boschivi e lo stimavano per la sua disponibilità ad aiutare a risolvere i problemi di molte persone. Cortina, drone sul cantiere del Bob, scatta l'allarme, è un giallo, chiesto l'intervento della polizia, ma di aeromobile e pilota nessuna traccia. Il rischio era che urtasse il ramo di un albero o un cavo precipitando. E sempre da Cortina, vola dal sentiero, 14enne salvato dall'elicottero. Anche ieri molti interventi, grave un 70enne colto da malore. Zoppè, domenica grande festa dei Cadorini con la consegna delle borse di studio, tutto pronto per l'atteso appuntamento della Magnifica. Valle di Cadore prosegue il cammino solidale della sindaca Offer verso Santiago, già raccolti quasi 800 euro per le persone meno fortunate. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi. Addentriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 15 ed è quella che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, ovvero il trasporto pubblico dall'ente provincia, un tavolo di lavoro contro i disservizi. Continuiamo con un approfondimento riferito invece a quanto avvenuto nel carcere di Baldenic lo scorso fine settimana. Rivolta in carcere, il prefetto in campo: voglio incontrare la direttrice per capire, ma la dirigente, sostituita a turno da colleghi, ha chiesto un anno di aspettativa. Tassa di soggiorno, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, ancora più salata, alzata di scudi dagli albergatori. Il governo vuole portarla fino a 25 euro in hotel extra lusso, l'assessore Paes Bianco, il turista non è disposto a pagare. I sindaci perplessi, quanto è utile tassare chi viene in vacanza quassù? Questo è il quesito che si pongono. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'inchiesta della procura. È stata un'embolia a uccidere Sommacala, lo confermano i risultati dell'autopsia. E ancora Bellunesi nel mondo, notizia invece che interessa la nostra associazione, la tragedia di Marcinelle, il ricordo, l'appuntamento è per domani alle ore 17. Continuiamo con Feltre, notizia trovata anche in questo caso già nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece a Busche con Piuma e Cristallo, 80 anni fa l'uccisione dei 2 partigiani. I 2 giovani furono fucilati dai nazisti nel 1944 sul ponte di Busche, una cerimonia dell'Ampi li ha ricordati alla presenza di alcuni familiari. Orsi a Feltre, dalla Palma, no allarmismi, assistiamo all'eterogeneità della fauna, seguiremo le indicazioni della Polizia Provinciale e degli organismi competenti. Viaggiano spediti i lavori sul campo del Boscherai, in autunno tocca le luci, investiti 10.000 euro per la sistemazione del manto, per l'impianto di illuminazione ci vorranno 50.000 euro, saranno lampade a LED.
E sempre da Feltre, anzi in questo caso dall'anno di Piave, l'ultimo saluto a Giuseppe Obaldi, lo chef che ha saputo deliziare il mondo per anni al servizio di Silvio Berlusconi, ha poi varcato i confini nazionali andando a lavorare negli Emirati Arabi. Inizia la sua carriera sulle navi da crociera, si ferma per lungo tempo solo a Venezia. Notizie brevi dal Feltrino. La Mona, oggi la festa dei bambini a San Donato per il patrono. Feltre, lunedì 12 agosto, stelle cadenti al centro astronomico di Arson. Sovramonte, sabato 10 agosto, il Maggiolone porta a Faller un concerto d'artista. E ancora da Cegio Maggiore, il prossimo 7 settembre, Perina Social Fest, camminare nella natura senza tecnologia. Siamo a Sedico con pagina 23 del Corriere delle Alpi, attivato il campo da padel, prende forma il tennis 2.0, operativo il nuovo spazio sportivo, nei prossimi mesi sarà dotato di copertura, Valbelluna Sport Academy unifica le prenotazioni con il Parco Lotto di Trichiana. Borgo Valbelluna, Franco, sull'ex Cinema Verdi, la giunta ci ha dato ragione e ancora nati i primi vitellini nelle malghe limanesi, soddisfatto il sindaco Michele Talo. Al Pago, Foreste, Salute Globale e Benessere, c'è il festival tra Cansiglio e Espert, l'evento dell'Università di Padova a fine settembre anche nella nuova sede al Pagota dell'Ateneo. Il Dipartimento Tessaf e Società Selvatica organizzano la seconda edizione. Siamo in Agordino Gosaldo, pagina 25, bacino idrico a Forcella Aurine, firmata la convenzione per partire, Fondo Comuni Confinanti e Unione Montana hanno siglato l'accordo da oltre 1,5 milioni. Falcade, variante al piano interventi, lunedì in Consiglio Comunale. E ancora, continuiamo con pagina 26, Cortina, Tex, 10 protagonisti a Colgallina per riflettere su presente e innovazione, fissato il programma degli interventi alla nuova edizione del Confronto, in programma il 23 agosto al Rifugio. Siamo a pagina 27, Santo Stefano di Cadore, dossi antivelocità in via Udine nel tratto Teatro della Tragedia. I 2 rallentatori saranno alti 7 cm, in via San Candido l'asfalto sarà sottoposto a zigrinatura. Cortina, salvati 2 minori in quota, grave malore per un 70enne e da Vigo di Cadore, Ciantoi, riuscita la festa a Laggio dedicata agli antichi mestieri. Dalla rubrica Cultura e Società la mostra Pollonio oltre il cerchio, dal 12 ottobre alla collezione Guggenheim di Venezia, le opere dal 1963 ad oggi, un centinaio di lavori per la prima personale dedicata in Italia alla grande artista. Siamo alla rubrica Giorno e Notte, tutta la bellezza di questo nord-est da vivere in weekend, da domani e ogni giovedì con il nostro quotidiano, ovviamente parliamo del Corriere delle Alpi, ci sarà in regalo un inserto dedicato al tempo libero. E adesso passiamo allo sport bellunese, sono al Cavarzano grazie a Tony Turman, Partelli lavora bene, l'attaccante campa ora e la scommessa che i giallorossi vogliono vincere. Dolomiti e Cortina sulle 3 cime alla scoperta dei Monti UNESCO, notizia che interessa il calcio di Serie D. Calcio a 5, Canottieri Belluno, ecco il girone di Serie A2 con 4 novità. Paracadutismo, tutto pronto alla città di Belluno, 2000 lanci di Coppa del Mondo per l'edizione numero 35. Nuoto, italiani di categoria, Anna De Bonni, la migliore bellunese in vasca a Roma, Bene De Marco e Pettenò. Hockey, 2 ex del Cortina nello staff azzurro, con Giorgio De Bettine c'è anche Stefan Mair, scelti i collaboratori del nuovo allenatore Jukka Jalonen, dovranno portare il team verso le Olimpiadi del 2026. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso a tratti, di sera rasserenamenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.